Siamo qui per sostenere e difendere il diritto dei genitori, dei ragazzi e degli insegnanti del corpo docente che chiede di non chiudere un presidio strategico fondamentale per l'Alta Trevigiana e che copre le esigenze anche di tutto il territorio bassanese. 130 studenti e studentesse, 17 di quali anche con fragilità e disabilità, che si sentono accolti su un territorio dalle grandi potenzialità turistiche, enogastronomiche, ricettive. Per cui è fondamentale per noi difendere questo presidio, difendere un luogo di formazione, di educazione dei ragazzi, ma soprattutto difendere anche un territorio che è gradualmente impoverito dei servizi che offre. Per cui per noi è fondamentale anche da un punto di vista viabilistico. Questa scuola a questa scuola viene garantito un servizio di trasporto pubblico scolastico locale efficiente che permette ai ragazzi di arrivare in autonomia. Se venisse chiusa, questi ragazzi dovrebbero essere divisi nelle altre due sedi, Montebelluna o Castelfranco, che tra l'altro Castelfranco ha due sedi tra diverse classi della stessa scuola, per cui il discorso si complica ancora di più. Ecco. Con questa mozione chiediamo alla Regione di attivarsi, il Presidente e in questo caso l'assessore di riferimento, perché possa far pressione sulla provincia che ha preso questa decisione senza coinvolgere i diretti interessati, genitori, studenti e insegnanti, e perché si possano trovare delle soluzioni alternative alla chiusura. Noi abbiamo presentato questa mozione come Europa Verde, tra l'altro sottoscritta anche da Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Elena Stanelli, Veneto che vogliamo, proprio perché non vogliamo perdere questo importante presidio in un territorio che ha bisogno di questa professionalità. Un alberghiero forma dei cuochi, delle cuoche che possono avere un futuro proprio nella zona dove uno dei motivi di attrazione è proprio la ricezione enogastronomica. Quindi andare a privare un territorio del genere di questa opportunità è condannare anche questa attività turistica, ma soprattutto il futuro di questi nostri ragazzi. Ce ne sono 129, 17 hanno anche delle fragilità particolari e pertanto va sicuramente salvaguardata. Noi ci rivolgiamo al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, perché pur essendo certe competenze dell'amministrazione provinciale di Treviso, è la Giunta regionale che può decidere di fare un investimento per dare l'aiuto necessario affinché venga scongiurata questa chiusura. Non possiamo giocare col futuro di questi ragazzi. Questi ragazzi, come diceva il collega Masolo, difficilmente tutti potranno trovare ricollocazione in sede come quella di Castelfranco o di Montebelluna, perché non tutti i genitori hanno la possibilità, per quanto riguarda sia gli abbonamenti ma anche il tempo dei trasporti, a far proseguire il ciclo di studi ai propri figli. Pertanto è assolutamente fondamentale mantenere aperta Villa Fieta, questa sede dell'Istituto Mafioli di Pieve del Grappa, per dare continuità al ciclo scolastico di questi ragazzi. Se proprio ci sono grossi problemi per mantenere questa sede, almeno si riesca a far completare il ciclo di studi iniziati da questi ragazzi per portarlo a termine. Ricordiamo che sono state raccolte numerose firme, tra cui quella di 13 sindaci del Bassanese. Sì, 13 sindaci del Bassanese, ma non solo, anche la IPA del Montegrappa e Asolano hanno scritto per chiedere alle varie autorità, provincia di Treviso e Regione Veneto, di impegnarsi per mantenere aperta questa struttura. Dopo ci sono 3.500 firme dei cittadini, ci sono più di 100 docenti che hanno sottoscritto questi appelli, quindi c'è una mobilitazione popolare importante. E questo perché? Perché tutti sanno quanto importante sia garantire il futuro dei nostri ragazzi, il futuro delle nuove generazioni che avranno già tantissimi problemi causati dallo sconquasso del cambiamento climatico. Ci manca anche che le autorità non gli consentono di svolgere fino alla fine il ciclo degli studi che hanno intrapreso.